Le terracotte straordinarie, cariche di simboli personali di amore e sofferenza di Seini Awa Kamara, oggi al centro della Biennale di Venezia 2026. Le geniali pitture swahili di Georges Lilanga. L'Africa arriva a Treviso con i suoi colori, i suoi volti e quella luce capace di attraversare villaggi, pianure e montagne e fermarsi per qualche mese nel cuore della città. È un viaggio senza confini, quello che apre le porte di Santa Caterina, cultura e identità africana, per scoprire un continente spesso raccontato attraverso stereotipi, ma che qui si mostra nella sua straordinaria ricchezza. Noi siamo assolutamente convinti che aprire a nuovi orizzonti, a nuove conoscenze, a nuove culture sia fondamentale. Siamo contenti perché è una sfida che noi riteniamo sarà vinta proprio perché l'unicità di questa mostra siamo convinti porterà un gran numero di pubblico. Opere, immagini e testimonianze diventano così un ponte tra mondi lontani, perché conoscere l'Africa significa anche guardare con occhi nuovi ciò che abbiamo accanto, immergendosi in una comprensione più matura di storie e abitudini a noi sconosciute. Curata da Enrico Mascelloni, la mostra nasce da oltre 40 anni di ricerche e riunisce 120 opere di 23 artisti provenienti da 10 paesi dell'Africa subsahariana, realizzate prevalentemente tra gli anni 70 e 90 del Novecento, il periodo in cui prende forma in Africa una nuova stagione artistica destinata ad affermarsi sulla scena internazionale e ad imporsi anche nel contemporaneo. Dall'Africa arrivano sempre delle grandi novità e mai peraltro come in questo periodo. La cultura africana, io uso il termine cultura in maniera specifica per i linguaggi artistici, quindi non in senso antropologico di tutti i comportamenti di una società specifica. A livello di linguaggi artistici, quindi non soltanto nell'arte, anche nella letteratura, nella musica, persino nella moda inaspettatamente, stanno arrivando delle novità straordinarie. La mostra, promossa da Promacos e dal comune di Treviso, inaugura il 3 settembre e resterà aperta fino al 15 gennaio, in programma anche eventi collaterali che stanno prendendo forma a livello nazionale, con scambi culturali di alto livello.